ritrovati, adesso riuscite anche a sentirmi finalmente. Siamo live con la quarta puntata, mentre c'è una luce fastidiosissima dalla mia telecamera, eventualmente mi perdonerete. Quarto appuntamento con Futsal Zone, l'approfondimento sul calcio a 5 siciliano. Oggi, come avete potuto vedere dalla locandina, abbiamo un altro ospite molto molto importante. Torniamo, anzi restiamo sulla panchina perché dopo l'ospitata della scorsa settimana con la presenza di Vincenzo Giacalone, coach del Trembe Palermo, oggi tocca a Marco Cappello, che saluto e ringrazio per essere qui. Benvenuto a Futsal Zone. Ciao Francesco, grazie a te per l'invito. Prima di entrare nel tema, nel vivo di questo appuntamento con Futsal Zone, vi ricordo che potete seguirci in diretta sul nostro canale YouTube Sportisiri TV, dove tra l'altro nel corso di questa stagione avete avuto anche modo di vedere tutte le gare della Mistral Palermo, almeno quelle giocate tra le mura amiche, compresa quella che sabato scorso ha consentito ai Nero Oro di compiere quella che da molti, noi compresi, è stata definita una vera e propria impresa, ovvero sia la vittoria contro il Marsala. Prima di entrare nel vivo vi ricordo di seguirci anche sugli altri nostri canali social, ovvero sia Facebook, Instagram, X, TikTok e ovviamente sul nostro sito www.sportisiri.it. Ora sì, entriamo nel vivo, entriamo nel clou di questo appuntamento con Futsal Zone con Marco Cappello. Intanto ti chiedo, mentre a breve faremo scorrere anche le immagini a macchia della partita, ti chiedo un po' di raccontarcela questa partita, perché comunque è stata una serata, è stato un pomeriggio, immagino, stupendo per voi, considerando appunto che il Marsala fin qui aveva sempre vinto alle partite di campionato. Francesco, hai detto bene tu, è stata una partita veramente spettacolare, sia per il risultato a favore nostro, ma anche per quello che si è visto in campo. Ce la siamo giocati fino alla fine, è stata una partita veramente a cardiopalma. Alla fine c'è stato anche un 2 contro 2 nei minuti finali, nel minuto finale con delle espulsioni. Era una cosa che non si vedeva da molti anni, almeno a me non mi era mai capitato di riuscire a giocare 2 contro 2. Era importante vincere, battere una squadra come il Marsala che sta dimostrando di stare lì dove appunto si trova al primo posto. Si giocherà fino alla fine il campionato con Regalbuto. Ahimè noi quest'anno l'obiettivo era diverso, ma adesso ci stiamo concentrando per i playoff, quindi è stata comunque una bellissima vittoria battere la prima e battere una squadra che ad oggi non era mai stata battuta. Ecco, tu hai menzionato proprio il momento del finale, il momento caldo, sono arrivate due espulsioni per parte, ricordo Patti e De Bartoli da una parte, poi Torcivia nel corso del diverbio, diciamola così, con De Bartoli, e poi la doppia munizione di Di Maria che ha fatto un fallo che lì per lì magari dici si è fatta espellere, però immagino che per te dalla panchina hai pensato meno male, perché si stava lanciando, credo, adesso non ricordo chi era il giocatore, forse Foderà, si stava lanciando verso la porta di Diliberto, quindi mai fallo fu meglio speso. Sì, quello di Torcivia è stato un diverbio che ha avuto con un avversario e l'arbitro ha interpretato che dovevano andare tutte e due fuori, anche se lì ci sono tanti dubbi, però ormai la decisione l'aveva già presa. Quello di Di Maria sì, è stato un intervento di gioco, stavano partendo in contropiede 3 contro 2, Di Maria ha fatto un fallo diciamo tattico e ha preso il secondo giallo che gli è costata l'espulsione e da lì poi quel minuto finale si è giocato 2 contro 2 è stato veramente una sofferenza continua giocare 2 contro 2. Ecco, noi stiamo facendo vedere le immagini della partita, almeno da quello che ho visto, io poi tra altre cose la partita naturalmente l'ho anche guardata, perché comunque è pur sempre un big match, prima contro terza, sulla partita nello specifico, ma anche sulla stagione in generale.
ed è il Mistral Palermo. Io ci voglio andare a guardare il sigillo, almeno guardandola dall'esterno, di due giocatori che sono agli antipodi tra di loro, sia per una questione di carta d'identità che per una questione anche di ruolo. Uno fa il portiere ed è Di Liberto, che me lo potrai confermare anche tu, sta crescendo settimana dopo settimana, compie ancora magari qualche piccola incertezza, ma è un ragazzo che può solamente crescere. E poi l'altro è l'eterno Marco Torcivia, che anche in Nero-Oro, anche al Mistral, sta facendo cose pazzesche. Per quanto mi riguarda, il secondo gol, quello del 2-0, è di rara difficoltà, ma un giocatore come lui lo rende quasi facile. Ma hai detto bene tu, Francesco. In maniera opposta, Francesco è un giovane, un ragazzo che quest'anno ho voluto lanciare come portiere titolare, visto che gli anni precedenti aveva un mostro sacro come Messi. Quest'anno Francesco ha avuto la possibilità di dimostrare veramente il suo valore. Diciamo che nel girone di andata era un pochettino, non lo so, forse sta sentendo un po' la pressione, ma adesso nella fase di ritorno sta dimostrando che è un portiere di, secondo me, di altra categoria, un portiere che gioca bene con i piedi, che sta bene sui pali, un portiere che difficilmente si fa prendere comunque dalle emozioni della gara quando è concentrato, perché è veramente un ragazzo che dentro poi è un giovane per carta d'identità, dico io, perché poi se tu lo conosci è un vecchio quando ti fa certi discorsi. Dall'altra parte c'è un Torcivia che secondo me a Palermo bisognerebbe clonarlo, perché un giocatore come Torcivia speriamo che smetta più tardi possibile, perché ancora vederlo giocare è un qualcosa di emozionante, qualcosa che ti fa capire realmente che è un giocatore forse eterno. Dico, spero che possa appendere le scarpine il più tardi possibile, sia per la gioia nostra che anche per lui a livello personale, perché so quanto ci tiene a dimostrare ancora alla sua età. Tra l'altro su Marco Torcivia veramente ci sarebbero da scrivere quasi romanzi, perché comunque è un giocatore che noi magari secondo me gli dà anche un po' fastidio il fatto che spesso si rimarchi la questione anagrafica, però fondamentalmente è un giocatore che continua a trascinare, lo vedo anche. Io sono venuto a commentare una partita quest'anno del Mistral, lo leggo proprio negli occhi dei suoi compagni di squadra, che comunque c'è una continua ricerca anche della sua approvazione, anche uno sguardo di intesa con i compagni che va al di là della semplice questione del futsal, proprio è una questione anche di fiducia da parte di una persona che comunque al di là di quello che sta facendo adesso ha fatto una carriera che veramente il 90% di chi pratica questo sport nella nostra regione, ma che secondo me anche a livello nazionale si sognano. Tu puoi essere, penso, d'accordo con me. Ma Marco, oltre ad essere il capitano, è anche una persona che fa gruppo, è un leader anche fuori il campo. Lui è la persona che te lo puoi trovare in qualsiasi momento, se hai bisogno, se ti vuoi sfogare fuori dal campo, è una persona che ti può andare a bere una birra, ti può andare a mangiare una pizza, un ragazzo veramente che è speciale per tutti ed è un motivo di crescita per i giovani, ma anche per ragazzi che vogliono capire come si gioca a futsal, perché lui veramente è un'enciclopedia, dico io. Per me è un onore allenarlo da diversi anni, ma come hai detto tu, i ragazzi quando c'è Torcivia in campo sono un po' più sereni, sanno che lui può fare la giocata, sanno che può essere di spinta anche per tutti, quindi Torcivia veramente è sempre un esempio per tutti. Adesso purtroppo sabato ad Acireale mi mancherà, vista l'espulsione, ad Acireale dove lui è un campo che conosce molto bene perché è stato diversi anni in A2 ad Acireale e lì è quasi un idolo ad Acireale, quindi non averlo sabato è un problema, però vedremo di trovare altre soluzioni. E forse saranno, permettimi la battuta, saranno forse più dispiaciuti a Cirreale di non vederlo tornare da avversario, oltre che voi a non averla a disposizione, no? Quello sicuramente perché ripeto, ogni volta che andiamo ad Acireale giochiamo quasi dentro casa perché grazie a lui ci sono tanti tifosi che vengono a salutarlo, a vederlo giocare, quindi lui ha lasciato tanti ricordi ad Acireale, quindi ogni volta ripeto che andiamo lì veramente l'ospitalità siamo quasi a casa, quindi non averlo sarà pesante, ma secondo me Mister Bosco sarà invece contento che non lo abbia a disposizione.
non averlo contro. Ehm, Guardiamo un po' ad ampio raggio, perché comunque la vittoria di sabato contro il Marsala, oltre ad essere la prima sconfitta del Marsala, è anche un ritorno alla vittoria per un Mistral che veniva dalla sconfitta contro il Villauria della scorsa settimana, tra l'altro vendicata in parte dalla Juniores nel corso dello scorso weekend perfetto possiamo dire per il Mistral. E dici un po' come sta andando la stagione, sono 9 i punti di distacco dal Marsala, se vi aspettavate, considerando anche la grande concorrenza che c'è in questo girone, perché Marsala e Recalbuto stanno facendo una grande stagione, se sta andando secondo te, secondo le aspettative, secondo quello che ti aspettavi tu, considerando anche come è nata la squadra, ricordo sempre dalla fusione Mistral-Carini Città di Palermo, alla fine come sta andando secondo te la stagione quando ci avviciniamo al rush finale? Ma guarda, sarei bugiardo a dirti che non puntavo a vincere il campionato perché l'obiettivo era quello di vincere il campionato, ma sai benissimo che quando si costruisce una squadra per vincere il campionato non è mai scontato vincerlo, quindi bisogna sempre guardare gli avversari, poi in un campionato ci sono tante situazioni, come squalifiche, infortuni, noi quest'anno abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo avuto tante squalifiche, ogni settimana mi sono sempre ritrovato a attingere dal settore giovanile per poter fare le convocazioni e poter avere 12 persone a disposizione. Quindi il campionato abbiamo fatto un girone di andata comunque positivo perché abbiamo solamente perso con Adrano, Regalbuto e Marsala, che sono le tre squadre che comunque sono fra le prime 5. E nel girone di ritorno, secondo me, ci manca qualche punto perché abbiamo perso con il Regalbuto in casa, secondo me meritatamente, dove abbiamo fatto una partita strepitosa, e poi anche l'ultima partita col Villauria c'è stato un arbitraggio un pochettino in discussione, anche se io non vado a discutere completamente l'arbitraggio, però anche col Villauria secondo me meritavamo qualche cosina in più, visto e considerato che tra squalifiche che sono state fatte, perché abbiamo avuto anche lì 2 espulsioni secondo me con qualche punto interrogativo, ma anche infortunati che avevamo, abbiamo fatto una partita che qualcosina in più secondo me anche con Villauria la meritavamo, quindi il ritorno è un ritorno positivo perché il gioco c'è, le prestazioni facciamo benissimo, ci manca secondo me un pizzico di fortuna che magari stanno avendo le due altre concorrenti che sono Marsala e Regalbuto, però siamo sereni, la società è serena e tranquilla, adesso ripeto mancano 4 partite per noi, stiamo programmando al meglio stiamo cercando di tanto proteggere il terzo posto perché Villauria e Adrano sono lì dietro che cercano di passarci, ma noi vorremmo tenere il terzo posto per giocarci poi tutto ai playoff. Ecco, la sto per mostrare la classifica, almeno per quanto riguarda le primissime posizioni. C'è questa coppia Marsala-Regalbuto lassù, anche se il Marsala ha già osservato il turno di riposo, a differenza del Regalbuto, anche a differenza dello stesso Mistral. E c'è quella coppia che dicevi tu di Villauria e Adrano, che tra l'altro, a differenza della squadra di Coach Gallo, deve ancora, come dicevamo prima, osservare il turno di riposo. Ti voglio chiedere, a tuo parere, a questo punto della stagione, domanda che faccio che ho fatto anche ai tuoi predecessori qui a Futsal Zone, qual è la sorpresa dal tuo punto di vista in positivo, ma anche quella in negativo della stagione, considerando aspettative estive, considerando magari anche l'inizio della stagione e considerando ovviamente la posizione che stanno occupando in classifica dopo il turno scorso? Ma in positivo che venendo da una stagione dell'anno scorso dove abbiamo fatto un campionato di A2 e poi purtroppo l'ultima giornata siamo stati costretti a retrocedere perché non siamo riusciti nemmeno a ottenere il pass per i playout, quest'anno consideriamo che c'è quasi lo stesso gruppo dell'anno scorso, ci sono degli inserimenti che sono Muro, Cascino, Giglio, lo straniero Radaelli. Per me il gruppo è forte e questo è positivo perché sono riuscito a creare un gruppo veramente coeso, un gruppo che anche se nel girone di andata ha avuto tante difficoltà, non si è mai disunito, non si è mai spaccato. Abbiamo avuto tanti problemi quest'anno, però
non si sono mai veramente distaccati, non si sono mai disuniti, sono stati sempre compatti e questo è una forza che ci può solamente sperare di poter proseguire al meglio la fase finale del campionato. E l'aspetto negativo è quello che, come ripetevo, noi lottavamo per vincere il campionato e c'è troppo distacco dalle prime due e secondo me in maniera ingiusta. Ma ingiusta non lo dico perché lo dico solamente io, ma lo dicono anche gli addetti ai lavori che diciamo qualche punto ci manca, un po' per colpa nostra, un po' per sfortuna, un po' per un mix di cose, ma i campionati sono questi, ripeto, a volte non è mai scontato vincere, anche quando hai una squadra fatta per vincere il campionato, ripeto, ci sono tante avversità per vincerlo, quindi merito comunque al Marsala e al Recalbuto che si stanno giocando fino alla fine questo campionato, quindi però noi siamo vivi, noi siamo concentrati, siamo tranquilli, siamo sereni e la società ha molta fiducia sul mio lavoro e su quello che stiamo facendo per questo fine di stagione. Quindi sono più aspetti positivi che negativi. Vediamola così. Ecco, invece ti chiedo, alla luce di come sta andando il campionato, qual è la sorpresa del campionato tra le squadre che fanno parte del girone H di Serie B? A questo punto ti riformulo la stessa domanda: qual è secondo te in questo campionato la sorpresa in positivo e la sorpresa per il momento in negativo, guardando la classifica? Sorpresa in positivo, io direi che è Ladrano. Non ti dico il Marsala perché quando hanno preso Rafa Torreon, che è un professionista e fa questo per mestiere, io ero sicuro che il Marsala sarebbe lì e appunto era tra le prime 5 in classifica, quindi non è una sorpresa per me il Marsala. Ladrano invece l'anno scorso dalla Serie B è retrocesso in C1 e poi è risalita con il ripescaggio. Non mi aspettavo che potesse fare questo campionato ad alto livello, veramente sono dei ragazzi, li chiamo ragazzi terribili perché sono tutti giovani ma hanno una grinta, una cattiveria pazzesca, specialmente il fattore campo dove è un campo dove piccolo è piccolo come dimensioni e lì è davvero tosto giocare ad Adrano, però per me è la sorpresa del campionato per quanto mi riguarda. Un po' negativo secondo me è il Villauria, mi aspettavo potesse fare qualcosina in più. Onestamente ha un buon roster, è un allenatore preparato, una società seria, organizzata. Secondo me, ripeto, qualche punto in più, secondo me poteva farlo e mi aspettavo qualche cosa in più del Villauria. Ecco, tu hai nominato il Villaurea che insieme al Mistral appunto e al CUS sono le tre squadre di Palermo che fanno parte di un girone in cui ci sono veramente tantissime squadre siciliane, prova ne sia ad esempio il fatto che ci sono appunto solo squadre siciliane nelle posizioni di vetta, purtroppo anche in coda c'è il CUS che chiude la classifica. In tal senso ti chiedo un po' quello che ho chiesto ad esempio anche a Rosario Vadalà un paio di settimane fa su quello che è lo stato di salute, lo stato dell'arte nel futsal qui in città, qui a Palermo. Tra l'altro bisogna dire che Città di Palermo e Mistral Carini erano due ottime in realtà, sono state fino all'anno scorso due ottime in realtà che poi quest'estate, l'estate scorsa hanno deciso di sposarsi, per così dire. Però ti chiedo più in generale, tu ormai il futsal lo stai ormai vivendo in pianta stabile da allenatore già da qualche annetto. Come vedi anche dal punto di vista del tecnico la crescita del movimento, anche dal punto di vista dei ragazzi che si avvicinano? Tu hai tantissimi palermitani, quasi tutti palermitani nel roster, praticamente un gruppo storico il tuo, e allora ti chiedo in generale come si sta evolvendo il futsal a Palermo e che prospettive ci possono essere secondo te? Ma guarda, Francesco, qui a Palermo il problema sono sempre le strutture, perché non abbiamo moltissime strutture che ci possono permettere di esprimere questo bellissimo gioco in maniera idonea e conforme, perché il ragazzino che viene dal calcio a 11 ovviamente ha bisogno di più tempo di un ragazzo che cresce giocando a futsal. E qui le possibilità sono ben poche, perché non avendo molte strutture, molte società anche che fanno il regionale si trovano in difficoltà perché a volte il tempo non permette di allenarsi nei campi, a volte ci sono delle strutture che non ti permettono di allenarsi, diciamo,
a livello giovanile qui un po' soffriamo, secondo me. Invece dall'altra parte a Catania sono un po' più avanti, hanno più strutture, hanno più società che investono sui giovani. Quindi siamo un po', secondo me, a rilento qui a Palermo. Non è soltanto una questione di mentalità, ma è una questione anche di organizzazione. Ripeto, non abbiamo molte strutture che possono permettere di lavorare in maniera serena. Questo mi auguro che nel tempo possa migliorare qualcosa sotto questo punto di vista. Poi sappiamo benissimo che il Villauria sul profilo giovanile comunque è una delle poche squadre che lavora molto, anche il Palermo Calcio a 5 comunque, l'Eti Niners, una squadra come l'Eti Niners è una squadra che è basata sui giovani, ma anche loro allenandosi all'aperto hanno delle difficoltà. Tutto questo secondo me ci rallenta perché a Palermo ci sono tanti talenti, tanti ragazzini forti, tanti giovani che possono emergere, però a volte un po' le strutture, un po' noi tecnici li blocchiamo un po' tutto e rallentiamo più che altro tutto. È prova ne sia di quello che hai detto tu il fatto che negli ultimi anni abbiamo visto, per carità, abbiamo il capitano della nazionale che è Carmelo Musumeci, catanese doc, che tra l'altro ha preso anche una discreta botta nell'ultima partita contro Pesaro, però fondamentalmente se andiamo a vedere alcuni dei giovani siciliani che hanno fatto il salto della traversata dello stretto, faccio qualche nome io, poi magari ne vuoi fare qualcuno anche tu. Ci sono ragazzi come Anthony Sgro, ragazzi come Antonino Fuschi, ragazzi come Paolo Scalavino, che comunque vengono da Palermo e che stanno trovando fortune, diciamo, fuori dalla Sicilia. Hai detto bene, però fuori dalla Sicilia, dico Anthony è passato anche dal Meta, anche Antonino l'abbiamo avuto noi nel settore giovanile e poi è andato subito a Roma, quindi come dici tu però sono costretti ad andare, non rimangono perché appunto le strutture, le società, una serie di componenti non permettono che questi ragazzi possano crescere qui a Palermo perché mancano un po' di cose, quindi sono costretti ad andare fuori e comunque meglio per loro perché, ripeto, Anthony ad oggi è per me il giocatore più forte che abbiamo in Sicilia, il più giovane e forte che abbiamo in Sicilia, ma secondo me anche di età d'Italia, non voglio esagerare. Antonino Fuschi è un giovane promettente, lo dico perché lo conosco bene, l'ho allenato, Antonino è un'altra promessa, però tutta questa gente è costretta a giocare fuori. Abbiamo altri giocatori forti che sono fuori, abbiamo Rosone che è al Mazzara, abbiamo Giovanni Martinez che è al Real Fabbrica, diciamo tanti giovani palermitani forti sono costretti ad andare a giocare fuori per diversi aspetti, che possono essere economici ma possono essere anche di altro genere. A quello che sto per dire, parliamo della partita di sabato. Si gioca sul campo della Cireale, un campo non facile, assenze per squalifica. Dimmi intanto che partita ti aspetti contro comunque un avversario che è da prendere tradizionalmente con le molle. Guarda, la Cireale è una squadra che ancora crede nei playoff perché si sta giocando il quinto posto con l'Ispica perché sono entrambe ancora in corsa per ottenere il pass dei playoff. Quindi sarà una partita molto tattica perché Stefano lo conosco già da diversi anni ed è un mister che ha fatto altre categorie, quindi conosce benissimo queste partite che sono per lui magari più facili da preparare quando incontra una squadra come la nostra che magari fa la partita e quindi lui tatticamente secondo me già la sta preparando bene. Una partita comunque dura, tosta perché la Cireale è una squadra che difende bene e parte benissimo in contropiede. Sabato ha pareggiato 3-3 con l'Ispica ad Ispica, ha tenuto un pareggio a 5 secondi dalla fine per farti capire che è una squadra che non molla mai. Sarà una partita dura. Noi abbiamo tante diciamo, assenze per squalifica e qualche infortunio, però siccome siamo tanti abituati a questo campionato così, andremo lì senza paura, ovviamente cercheremo di vincere come ogni partita facciamo, quindi sarà una partita tosta, ma allo stesso tempo non sono preoccupato perché conosco i miei ragazzi che già sono
hanno la testa a sabato. Infine ti chiedo più ad ampio raggio, anche se neanche troppo ampio, perché mancano soltanto 5 giornate alla fine della stagione regolare, che cosa ti aspetti per gli ultimi 200 minuti di stagione effettivo? Ho dovuto fare il calcolo al volo. Cosa ti aspetti e soprattutto se già a questo punto state già iniziando a guardare al proseguo della stagione, chiaramente con l'ottica dei playoff da affrontare. Sì, ho detto poc'anzi, stiamo cercando di puntare al terzo posto che ci permette di fare il secondo, perché i playoff quest'anno sono andati e ritorno, quindi l'andata la facciamo fuori casa e il ritorno lo facciamo dentro. Abbiamo il vantaggio di giocare il ritorno fuori casa e dentro casa, visto che se ci posizioniamo terzi, il vantaggio è questo. Quindi l'obiettivo è quello di rimanere terzi, quindi di vincere tutte le 4 partite che restano e poi affrontare ovviamente la quarta in classifica, che potrebbe essere una tra Villaura e Adrano. Diciamo, noi speriamo di mantenere il terzo posto, perché veramente adesso puntiamo tutto sui playoff, perché l'obiettivo è sempre quello di salire di categoria, quindi se il pass può essere quello dei playoff, noi siamo già pronti e concentrati per cercare di vincere i playoff. E noi naturalmente ce lo auguriamo di ritrovare una Palermitana in Serie A2. Naturalmente facciamo un in bocca al lupo al Mistral. Ringrazio coach Marco Cappello per essere stato con noi. In bocca al lupo per il finale di stagione. Grazie Francesco, viva il lupo sempre. E chiudiamo l'appuntamento con Futsal Zone. Ringraziamo chi ci ha seguito, siete stati parecchi anche questa sera. L'appuntamento per martedì prossimo, primo martedì del mese di marzo. Naturalmente l'invito è quello di continuare a seguirci. Qualora vi siete persi tutta la puntata, niente paura, perché sul canale YouTube Sportisili TV potrete trovare tutta la puntata naturalmente. L'appuntamento per martedì ore 17:30 con la quinta puntata di Futsal Zone. Grazie per averci seguito e alla prossima.